Buonasera, ben trovati a questa edizione di Focus TG, un dramma nella notte a Trebaselica. A un certo punto si sono sviluppate le fiamme in una palazzina per una persona, non c'è stato nulla da fare. È morto nel sonno, le fiamme e il fumo lo hanno sorpreso mentre era a letto, un giaciglio al piano terra di questa abitazione nelle campagne di Trebaseleghe. Giorgio Cazzaro, 70 anni, abitava qui, ospite di un amico. L'incendio è divampato in piena notte, forse è partito da una stufetta che la vittima accendeva spesso per riscaldarsi. All'interno dell'abitazione c'erano anche il proprietario della casa e altri 3 ospiti stranieri che erano alloggiati nelle stanze al piano superiore. Loro però si sono accorti in tempo del fumo e sono riusciti a mettersi in salvo e a chiamare i soccorsi. I vigili del fuoco di Cittadella, Santa Giustina in Colle e Castelfranco Veneto hanno lavorato a lungo prima di avere la meglio sulle fiamme, che si sono propagate rapidamente tra i tantissimi oggetti stipati nella casa. Quando sono riusciti ad entrare con le maschere per respirare, hanno trovato il corpo senza vita di Giorgio Cazzaro. I vicini di casa non si sono accorti di nulla, sono stati svegliati dalle sirene dei pompieri che hanno squarciato il silenzio della campagna tra Trebaseleghe e Piombino Dese. Una situazione al limite, quella in cui vivevano le 5 persone. Nell'abitazione in via delle Lunghe, dove è divampato l'incendio, c'era un continuo andirivieni di gente ospitata dal proprietario occasionalmente. Anche la vittima abitava lì da parecchi anni e i vicini lo vedevano spesso girare in bici. Per carità, mi parlavo sempre insieme, ma il attacca a stufetta elettrica perché non aveva riscaldamento, la nasconde sotto il letto. Nel capannone di fianco invece lavora l'ex moglie del proprietario dell'abitazione, che però da oltre 20 anni non aveva più contatti con l'ex consorte. Vi ripeto, io non sono tenuta a sapere niente di lui. Le cause dell'incendio sono ancora al vaglio dei vigili del fuoco, anche se pare che siano state causate da una presa elettrica sovraccarica, quella dove forse era attaccata la stufetta. Sul posto è arrivato anche il sindaco di Trebaseleghe. La situazione di marginalità era nota al comune. Nella casa c'erano diversi materiali, insomma, però io non conoscevo la vittima, mi dicono che è qui del paese e credo sia anche conosciuta perché si vedeva in giro. La casa è stata dichiarata inagibile e le altre 4 persone che si sono salvate hanno già trovato riparo da parenti e conoscenti. Oggi intanto si sono fatte sentire su gran parte della regione delle forti raffiche di vento che qua e là hanno creato danni, soprattutto nel Vicentino e nel Bassanese. Erano state annunciate e puntuali le fortissime folate di vento previste dai meteorologi sono arrivate su altopiano Pedemontana e Alto Vicentino, causando danni e disagi a non finire. Le raffiche sono giunte da nord, creando scompiglio nell'altopiano dei 7 comuni, dove sono stati segnalati alberi crollati sulle strade e rami pericolanti. Sempre in altopiano, molti impianti sciistici sono rimasti chiusi per precauzione, comprese le nuove seggiovie delle Melette di Gallio. Danni anche a Bassano del Grappa, dove una parte della copertura dell'Itis Fermi di via Santa Croce è stata divelta dalla violenza del vento. Le folate hanno fatto saltare via i rivetti metallici, alzando le lamiere sovrastanti l'area amministrativa dell'istituto scolastico. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno rimosso il materiale pericolante e rimesso in sicurezza l'area. Sempre a Bassano, ma in via San Pio X, i pompieri sono intervenuti perché parte del tetto di un vecchio palazzo era stato staccato dal vento e rischiava di piombare sulla strada sottostante, sempre molto trafficata. A Marchesane le raffiche hanno fatto cadere un canestro di un campetto sportivo, fortunatamente non si registrano feriti. A Romano de Zelino le squadre hanno dovuto rimuovere un lampione quasi abbattuto dalle folate e a Zugliano il vento ha piegato un palo della Telecom, causando l'interruzione della circolazione stradale. Tutta l'area è stata interessata dal fenomeno tanto violento quanto rapido e in via dell'Artigianato a Sarcedo alcuni pannelli di un impianto fotovoltaico si sono staccati dal tetto della sede della Protezione Civile. Il passaggio delle raffiche di vento ha avuto anche un risvolto positivo, contribuendo a soffiare via le polveri sottili che da giorni gravavano sulla pianura ed eliminando anche le foschie dell'ultimo periodo. Arriviamo al coronavirus perché da un lato il governo, dall'altro anche i presidi del Veneto si trovano in disaccordo con i governatori del nord, compreso il governatore Zaia, con cui si chiede di estendere la quarantena anche ai bambini rientrati dalla Cina per le scuole. Un dibattito piuttosto concitato che non si è risparmiato di polemiche proprio dove magari non ce n'è proprio bisogno. Invito i governatori anche del nord che hanno espresso questa premura
affidarsi ovviamente di chi ha una specifica competenza. Non ci sono queste condizioni. Risponde a stretto giro di posta il Premier Conte alla lettera dei governatori del Nord che esattamente 24 ore fa hanno chiesto al Ministero della Salute di rivedere la circolare sul rientro dei bambini dalla Cina, estendendo il periodo di quarantena anche a quelli privi di sintomi, 14 giorni di isolamento prima di arrivare in classe. Proposta che Palazzo Chigi rispedisce al mittente anche per bocca del Ministro agli Affari Regionali Francesco Boccia, che ricorda come la tutela della salute sia affidata allo Stato, mentre l'organizzazione sanitaria alle regioni. A ciascuno il suo, insomma. Lo stesso ufficio scolastico regionale del Veneto fa sapere che la linea è quella di Roma, nessuna quarantena, compatti con il Ministero anche i presidi del Veneto. Ribadisco che se non si hanno informazioni di ordine scientifico di una qualche fondatezza, non ha senso assolutamente questo allarmismo. Allarmismo che per la rete degli studenti medi fa rima con razzismo, da qui la fotopetizione lanciata contro i governatori del Nord che sta facendo il giro del web, ma Zaia non ci sta a passare per razzista e puntualizza. Questo a noi sembra buon senso, non è dedicato ai soli cittadini cinesi, è dedicato a tutti i ragazzi, anche i figli dei nostri connazionali che tornano a casa. Nelle aule sarebbero costretti a stare 5-6 ore, mattinate intere, in un ambiente ovviamente confinato, chiuso, assieme a una popolazione di ragazzi, a una classe di ragazzi che ovviamente non hanno ancora contratto il virus. E mentre la politica si divide sulla quarantena per i soggetti che non presentano sintomi in rientro dal gigante asiatico, sempre il Ministero dell'Istruzione, lo stesso che non vuole l'isolamento, sta chiedendo alle scuole informazioni sul numero di studenti e docenti attualmente in Cina o che siano rientrati in Italia negli ultimi 15 giorni. Intanto i controlli con i termoscanner sono stati estesi a tutti i voli, compresi quelli europei, esclusi i nazionali. Vale anche per gli scali veneti, fanno sapere da Save, Treviso, Venezia, Verona. Sentiamo gli esperti, che è sempre la cosa migliore in questi casi. Parla il medico che a Padova ha messo a punto il test veloce per la diagnosi del coronavirus che viene utilizzato in tutta Europa. Il virus è un microrganismo estremamente piccolo che contiene un patrimonio genetico che è un filamento di RNA, quindi praticamente il test evidenzia la presenza di questo RNA e quindi la presenza del virus nel campione biologico, che può essere estratto da un tampone faringeo o da un espettorato respiratorio. È nato in questi laboratori del Dipartimento di Virologia dell'Università di Padova il test europeo per la diagnosi del coronavirus ed è già stato definito uno dei migliori al mondo. Un laboratorio specializzato nello studio dei cosiddetti virus da importazione e che si era già messo al lavoro circa un mese fa, quando si sono registrati i primi casi in Cina. Le particolarità del test messo a punto dall'equipe del professor Crisanti stanno nella rapidità. La risposta si ha dopo circa 2 ore e mezzo e dalla elevata sensibilità, ovvero il test è in grado di rilevare il virus fin dall'inizio dell'infezione. Così facendo le risorse sanitarie vengono ottimizzate. Non ci sono ancora casi di trasmissione secondaria in Italia, che è un buon segno, però nel caso ce ne fossero sicuramente penso che il sistema italiano sia pronto ad affrontarli. Ecco, test diagnostici come quello che abbiamo sviluppato noi aiutano a fare sì che non ci siano, che ne so, fenomeni di isteria di massa come per esempio queste mascherine. In via precauzionale la quarantena è un'ottima soluzione, spiega il professor Crisanti, commentando la richiesta del governatore veneto Luca Zaia. È una cosa che anche noi abbiamo chiesto ai nostri studenti che ritornavano dalla Cina. Noi abbiamo chiesto rimanete a casa per 2 settimane, diminuite se possibile i contatti, al primo manifestazione di sintomi di una malattia respiratoria avvisateci, abbiamo attivato un numero verde che noi vi facciamo il tampone, facciamo il test diagnostico e verifichiamo se siete stati infettati dal virus. Diciamo è una misura di profilassi di buon senso, ecco però questo non è che bisogna demonizzare tutti i cinesi o tutti quelli che vengono dalla Cina. Questo insomma ha detto il professore, misura di profilassi e di buon senso. Questo è naturalmente quello che pensa una struttura di per sé non razzista per DNA come l'università, poi l'Università di Padova in particolare. Ci fermiamo per una pausa. Allora, non ci sono più i varchi. A Venezia ha avuto breve
veramente una breve storia, quella del varco, quasi inesistente. C'è però il contapersone. Il contapersone, quello sì, è molto utile perché ti permette di essere piuttosto preciso, quasi al millimetro, per essere a conoscenza di qual è la situazione dell'affollamento del centro storico. Niente più varchi, la sperimentazione è finita. Ora a Venezia per la gestione dei flussi turistici arriva come annunciato il contapersone e si parte con l'avvio del carnevale, anche se quest'anno le presenze potrebbero essere nettamente inferiori a quelle degli anni passati, a causa della psicosi da coronavirus e dell'acqua alta di novembre, le cui immagini hanno fatto il giro del mondo. Allora abbiamo installato 31 telecamere, ai primi di febbraio saranno 31, adesso sono 29 e sulle 34 abbiamo fatto l'interfaccia telecamere software e software sulla Smart Control Room e cominceremo a raccogliere i primi dati che saranno dei dati che finalmente faranno un po' chiaro su quelli che sono i numeri che ognuno ogni volta spara a chi la fa più grossa. Da carnevale cominceremo a vedere chi c'è, chi non c'è, distinguendo quelli che sono i pendolari, gli studenti e quelli che invece vengono per turismo, i flussi e quant'altro. Come funzionerà? Tutti i dati confluiscono nella Smart Control Room e ci sono dati che arrivano ogni 5 secondi e registrati ogni 25 centesimi di secondo. Ho tanta gente che arriva alla stazione, benissimo. Noi verifichiamo la densità e la velocità, vuol dire che questi fra 20 minuti saranno al ponte della Maddonetta dove c'è una strettoia. Se sappiamo che oltre questo numero creano degli ingorghi alla Maddonetta, si potranno deviare da un'altra parte, ma tutto questo deve essere fatto nell'ambito della Smart Control Room. Ad esempio potrebbe esserci il caso di un evento tradizionale con un evento atmosferico, viene tutto messo in circolo e si prendono le decisioni che si devono prendere. E parliamo della Brexit, dei danni della Brexit che ancora sono da venire e bisogna conoscerli, bisogna soppesarli. Insomma, la Brexit praticamente ufficialmente ha solo pochi giorni, i timori invece sono veramente molti, per esempio quelli espressi da Confartigianato. Brexit dall'Unione Europea, l'Inghilterra è ormai fuori. Dall'altro giorno i festeggiamenti dall'altra parte del Canale della Manica, era la notte del 31 gennaio. Una data storica che però al momento, dicono gli esperti, non modifica lo stato dell'arte. Ci vorrà almeno un anno fatto di accordi e trattati che andranno a regolare la vita di persone, merci e aziende che avranno a che fare con l'Inghilterra di Boris Johnson. Ma intanto dubbi e timori non mancano in casa vicentina, dove l'export è il volano dell'economia, lo sa bene la Confartigianato. È un impatto importante, 3,7 miliardi di export verso il Regno Unito, è il quarto paese dopo Germania, Francia e Spagna ed è assolutamente un paese con il quale c'erano dei rapporti avviati da decenni. La grande preoccupazione è quella che sicuramente ci saranno dei costi aggiuntivi per chi opera da un punto di vista commerciale esportando in quel paese, perché ci saranno sicuramente dei costi doganali. Dal 1 di febbraio il Regno Unito è una zona extraeuropea, per cui ci saranno sicuramente delle gabelle doganali, piuttosto che di costi di logistica, piuttosto che tutta un'altra serie di tasse che potrebbero essere applicate, non ultimi i dazi. Ancora una volta la palla in mano alla politica, deputata a trattare nei prossimi 11 mesi le nuove condizioni. Chi andrà a trattare dei nuovi rapporti commerciali, perché questo si deve fare ex novo, abbia la sensibilità, la potenza e la capacità di andare a limitare appunto tutte queste gabelle. Fa un certo effetto naturalmente pensare che un banchiere della City adesso è un extracomunitario. Parliamo del Partito Democratico e delle sue sofferte scelte alla ricerca di uno sfidante per le elezioni regionali, lo sfidante naturalmente contro Zaia, e ancora è tutto un sobbollire di teorie, di chi vuole le primarie, di chi dice ma siete matti, insomma tutto campato per aria ancora. Esce dall'ufficio del sindaco di Padova Giordani verso l'ora di pranzo, giura che con il collega ha parlato di casa di riposo e altre iniziative del suo comune, Noventa Padovana. Forse invece è stato l'ennesimo di una lunga serie di colloqui del segretario veneto PD con un esponente civico di peso in vista delle regionali.
I giorni passano e Bisato ha il mandato di sentire tutte le forze di centrosinistra, che siano partiti o liste, senza escluderne nessuna. Un colloquio aperto anche con il Movimento 5 Stelle, perché io ritengo che vada espressa un'unità interna ed esterna. Interna significa appunto non dividerci tra di noi, avanzando ognuno una proposta propria, ma soprattutto anche verso l'esterno, perché se c'è una cosa che emerge dal voto emiliano, nulla sovrapponibile al voto veneto, se non per la richiesta delle piazze, delle sardine, dei movimenti, di tutte quante le persone di centro-sinistra che non si sentono sovraniste, di stare assieme. Fedele alla linea approvata dall'ultimo direttivo, Bisato ha una settimana di tempo per far convergere tutte queste forze, a volte molto diverse, su un unico candidato alle regionali per il centro-sinistra. Continueremo con questo schema anche nelle prossime ore per raggiungere l'obiettivo agli inizi della settimana prossima di avere una linea di condotta che ci porti ad avere un candidato o una candidata unico. Sicurezza e legittima difesa sono state al centro dell'anniversario della rapina che vide coinvolto anche il benzinaio Stacchio. Lunedì 10 febbraio alle 15 Matteo Salvini sarà in fiera soprattutto per ascoltare i cittadini. L'annuncio è ufficiale. Il commissario cittadino della Lega conferma la presenza anche quest'anno del leader del Carroccio alla manifestazione dedicata alla caccia e al tiro sportivo, che strizza l'occhio alle prossime Olimpiadi di Tokyo con la presenza della squadra azzurra del tiro al volo. Lo scorso anno Salvini, a ridosso dell'approvazione della legge sulla legittima difesa, era stato pressato dai cronisti sulle questioni legate alla liberalizzazione delle armi. L'allora vice premier dichiarò che la legge non sarebbe stato un incentivo all'uso delle armi, ma il sacrosanto diritto alla tutela di chi viene aggredito in casa propria. E appunto di legittima difesa si è parlato ieri sera a Nanto, alla commemorazione del 5° anniversario della tragica rapina che vide Graziano Stacchio, suo malgrado, tra i protagonisti. Allora Graziano, dopo 5 anni noi siamo ancora qua e volevamo farti un regalo, però non avevamo le parole e te le abbiamo scritte, quindi ragazzi se volete, dopo 5 anni io sto con Stacchio. E le persone per bene possono poter difendersi, possono farlo quando sono in casa propria, quando vengono toccati i loro affetti, le loro proprietà, i loro averi. Quindi da qui appunto non si abbassa la guardia, saremo sempre a fianco a Graziano Stacchio, che è diventato anche nell'immaginario nazionale la persona che ha difeso appunto il bene rispetto a chi veniva qua con mali intenzioni e a delinquere. E io sono un po' controcorrente, perché non è che mi piaccia dormire con la pistola sotto il cuscino o fare il pistolero, a nessuno piace sparare per difendersi e siamo costretti da uno Stato che è incapace di difenderci nelle nostre case, nelle nostre botteghe, nelle nostre aziende. Quindi parlare di legittima difesa è brutto, dovremmo parlare di come polizia, carabinieri e forze dell'ordine tutte possono veramente debellare il crimine in Italia. La solidarietà che mi sento addosso, e la vedi tu stesso, non è cambiata, è sempre quella. E purtroppo perché la delinquenza non lascia spazio e la gente la sente questo. Speriamo che qualcosa cambi, dai. Sappiamo che le misure per lo smog sono da un certo punto di vista necessarie quando insomma si arriva a estreme situazioni come Padova, Vicenza e Treviso per la salute di tutti, soprattutto dei bambini, qualcosa bisogna fare. D'altro lato il commercio ha grande difficoltà perché si riescono a muovere a malapena anche i mezzi degli artigiani. Il blocco del traffico di livello rosso significa per Padova che devono rimanere in garage almeno fino a venerdì, quando verrà emesso il nuovo bollettino, i veicoli privati e commerciali diesel fino all'Euro 4 compreso. Le limitazioni valgono dalle 8.30 alle 18.30, mentre per i veicoli commerciali, alcune migliaia quelli interessati, la limitazione è dalle 8.30 alle 12.30. Chi ha la fortuna di avere un mezzo ecologico che può girare in centro e chi invece si dovrà adeguare agli orari e alle limitazioni del caso. Purtroppo questi sono provvedimenti che ci colgono sempre di sorpresa
Purtroppo non sempre è possibile cambiare il mezzo, cambiarlo ogni qualvolta ci sono delle nuove restrizioni non è per tutti. I mezzi commerciali si sono attrezzati per l'attività specifica degli artigiani e quindi non si può trasferire tutto il contenuto del furgone da una parte all'altra. Questi provvedimenti causano anche un danno economico a chi non può permettersi di cambiare il suo mezzo. Quando si va a limitare l'operatività dell'azienda il danno economico c'è. Ovviamente come artigiani siamo abituati a fare del nostro meglio, ad arrangiarci e sappiamo bene che le polveri sottili sono sì causate dai mezzi a gasolio più inquinanti, sono causate anche da tantissime altre emissioni, impianti di riscaldamento, impianti a legna. Purtroppo questa è tra le varie una delle categorie più facili da colpire. Non manca la sensibilità per i mezzi elettrici, frenata però da costi e prestazioni. Un artigiano padovano intanto ha già imboccato la strada dell'elettrico. Ha dotato la sua flotta di 2 mezzi elettrici per la manutenzione che va ad effettuare in centro. Lui ci ha visto lungo, ha cominciato 4 anni fa prendendo il primo mezzo, ha preso recentemente il secondo mezzo per incrementare appunto questa attività. I costi sono ancora abbastanza alti, le prestazioni da migliorare, ma intanto negli ultimi 4 anni l'autonomia è raddoppiata salendo a 250 km e sono aumentati anche i punti in cui ricaricare gratuitamente il motore e le batterie, oltre alla possibilità di parcheggiare gratuitamente in molte zone. Ci fermiamo per una pausa, poi altre notizie dal Veneto.